Il primo pensiero a quanti stanno lavorando negli hub vaccinali e medici di medicina generale al pieno sostegno dell'azienda ospedaliera. Un grazie dei vertici dell'Ussogane a chi ha permesso solo poche ore fa di tagliare un traguardo da ricordare. Ieri sera abbiamo superato le 500.000 dosi di vaccini somministrati da inizio campagna che è cominciata il 27 dicembre scorso. Vaccinato almeno con una prima dose nel territorio dell'ULSS più grande del Veneto il 36% della popolazione. Il ritmo, vaccini disponibili permettendo, prosegue sostenuto e potrebbe accelerare. Assicuro gli anziani delle strutture residenziali dove non si registrano nuovi casi, al lavoro sui soggetti più fragili con la categoria 4, che ha un'esenzione per patologia, che ha ancora posti disponibili. Noi abbiamo raggiunto comunque finora, per adesso, un 76% di tutte le persone disabili che sono state appunto vaccinate, almeno con una prima dose, e un 70%, sempre almeno la prima dose, delle persone vulnerabili e anche di quelle che appunto sono affette da malattie rare. Solo 6 le persone che si sono rivolte nelle ultime ore al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera per sintomi Covid, solo una è risultata positiva. Sono 31 i pazienti attualmente degenti. I dati continuano ad essere molto positivi per quanto riguarda l'epidemia. In particolare ormai da 2 giorni non riscontriamo nuovi ricoveri. Noi non possiamo che sperare che arrivino presto queste quantità importanti di vaccini perché l'organizzazione c'è, siamo pronti a somministrarle ed è assolutamente importante farlo, possibilmente poter dare una dose a tutti prima di agosto.